San Leonardo di Siete Fuentes è una piccola frazione del comune di Santo Lussurgio in provincia di Oristano. È situata all'interno di un grande bosco di querce, leci e olmi, ma la caratteristica che la contraddistingue è la presenza di numerose sorgenti di acqua purissima che attraversa numerose zone del bosco e che va poi ad alimentare un piccolo lago nel quale dimorano indisturbate alcune oche. Oggi faremo visita all'agriturismo Il Bosco delle Querce, una graziosissima struttura immersa in 5 ettari di bosco, nella quale sarà possibile degustare i piatti tipici della zona preparati direttamente dalla sua proprietaria Antonietta. Andiamo a fare la sua conoscenza. Siamo nella sala ristorante dell'agriturismo Il Bosco delle Querce in compagnia di Antonietta, la proprietaria, e di Valentina, che è poi nipote di Antonietta e collabora anche lei in cucina, in sala, giusto Valentina? Allora Antonietta, qualche informazione sull'agriturismo. Da quanto tempo esiste questa struttura? L'agriturismo esiste già da 5 anni. Com'è nato? Perché ti è venuta questa idea? Un'idea per dare un'opportunità di lavoro ai miei figli, in quanto una è diplomata al tecnico per turismo, uno ha fatto il corso di turismo equestre, poi gli altri 2 studiano all'istituto agrario. Tutti insomma hanno la passione per questo tipo di attività. Tipo di lavoro, quindi siccome lavorano tutti anche nell'azienda agricola, quindi abbiamo pensato che l'agriturismo poteva offrire un'opportunità diversa da ecco, ciò perché che voi soltanto siete proprietari anche di un'azienda agricola, giusto? Sì, un'azienda ovicaprina con i maiali, i cavalli e le mucche. Quindi usiamo proprio i prodotti che noi abbiamo in azienda, quindi per quanto riguarda sia i formaggi che la carne. Utilizziamo quello che abbiamo in effetti. Perciò tutti i prodotti lavorati da voi, tutti i prodotti genuini, prodotti della vostra azienda, giusto? Tu stai in cucina? Io sono in cucina. Benissimo, perciò sei tu l'artefice di queste prelibatezze. Ascolta, descrivicele un po', già è ora, è quasi ora di pranzo, ci sta venendo anche fame. Iniziamo ad assaggiarlo. Senti, allora descriverci un po' questi piatti, per esempio. Questi cosa sono? Le panare sono tipiche di Santo Lussurgio con questa forma e con queste caratteristiche. Infatti è una pasta lavorata con lo strutto, si riempie con carne, zucchine e patate e poi si fanno fritte. E si mangiano, ecco così, come antipasto, giusto? Si mangiano come antipasto e venivano fatte soprattutto quando si marchiavano i vitelli. Ah, ecco, perché è un piatto legato a un periodo particolare. Sì. E poi abbiamo la treccia, che è una treccia di formaggio. Sì, fatta con latte di mucca sardo-modicana e un formaggio a pasta filata, si mangia fresco. Ecco, si affetta e si mangia così semplicemente. Anche questo è un antipasto. Sì, sono sempre degli antipasti. Gasizzolo, che è un formaggio è tipico di Santo Lussurgio proprio. Ecco, queste belle dimensioni sono generalmente insomma hanno delle anche più grandi. Poi abbiamo l'agnello con i carciofi. Ecco questo. In questo caso è l'agnello adesso appena di pochi giorni in pratica e si cucina con i carciofi, che è sempre un prodotto del momento. Questo appunto è un piatto cucinato in umido e questo è un secondo piatto, vero? Secondo piatto. Si può fare anche fritto con le cipolle, sempre l'agnello che ha pochi giorni, e era un piatto che i pastori usavano soprattutto utilizzando l'agnello che proveniva da un parto gemellare, cioè quello che la pecora poi non sarebbe riuscita a continuare ad allattare. Ah, ecco. Poi abbiamo i ravioli, sempre fatti col formaggio a pasta filata. Anche questi fatti da voi? Fatti da noi, quindi vedo queste spelle che sono particolarmente invitanti. Sì, è un impasto, possiamo dire, di uova, latte e farina, e dentro, appartengono sempre a questo periodo, hanno i funghi, il formaggio fresco e un po' di pancetta. Perciò tutti i prodotti della stagione. Sì, si ripete un po' molto l'uso del formaggio, infatti lo troviamo poi nelle seadas,
che sempre dallo stesso tipo di formaggio, si lavora al fuoco e si fa sciogliere e poi si confezionano le seadas. Le formaggelle appartengono sempre a questo periodo. Anche i papassini, I papassini vedo che sono che fanno, tipici. sì, dal mese E queste di sono le novembre, famose e queste sono tilicche, giusto? A Santo Sussurgio si chiamano tilicas. In questo caso sono fatte con marmellata di more che io vado a raccogliere qui vicino. Ah, ecco, Cioè, perciò sì, anche la abbiamo marmellata anche le more, sì, anche la marmellata è prodotta in azienda. prodotta da voi. Sì. Valentina, tu hai imparato anche tu a preparare questi piatti squisiti? Perciò anche tu aiuti Antonietta bisogna aiutare, sì. in cucina. Vedo le castagne, anche queste, Sono frutto qui di del questo bosco. periodo, sono tra l'altro del vostro bosco, Sì, perché sì, del nostro. l'agriturismo sta proprio all'interno di un grande bosco. Quanti ettari? Sono 5 ettari. 5 ettari di bosco e all'interno c'è questo splendido agriturismo che è solo ristorante, perché Sì, voi non sì, non avete abbiamo camere, camere. non avete camere, benissimo. Per poter mangiare nel vostro agriturismo, Valentina, ovviamente bisogna prenotare, perché immagino che sia sempre stracolmo di gente. Sì, come potete vedere, sì. Giusto, perciò bisogna prenotare. Quanto tempo prima? Qualche giorno prima, almeno una settimana. Almeno una settimana prima bisogna prenotare per venire a mangiare, perciò sappiatelo, per poter degustare queste prelibatezze è necessario prenotare almeno una settimana prima. Il vino, vedo qui il vino, allora, anche questo È sempre di produzione. è sempre di nostra. produzione vostra, perché avete anche la vigna, Sì, oltre che una piccola l'allevamento, vigna. le pecore, i maiali, il frutteto, tra l'altro, perché anche questa è la frutta della... A parte i mandarini che ne prendiamo, poi sono di Mile, sono comunque della zona. Ecco, Poi mele. tutto ciò che pere, voi non insomma. producete, poi dove lo acquistate? Ma lo acquistiamo direttamente dai produttori. Andate Sì, voi sì, sì. direttamente dai produttori e acquistate Prendiamo quello che. tutta roba serve. genuina. Allora Antonietta, abbiamo illustrato quelle che sono le prelibatezze Alcune delle prelibatezze, poi vi aspetto per assaggiare ad esempio la treccia dell'agnello, che è molto buona. ecco, questa si trova in che periodo? Adesso tra qualche A settimana, dicembre, sì, insomma. Tra qualche settimana. Tra qualche settimana. E cinghiali in umido che abbiamo qui fuori. Ah, Andiamo a caccia di cinghiali. Anche Sì, andate sì. a caccia di cinghiali, perciò... Cinghiali. Ah, ok, cucinate anche il cinghiale. Sì, e poi i funghi che sono sempre in produzione qui dalla nostra azienda. Benissimo. Allora, Antonietta, invitiamo tutti a venire ad assaggiare questi piatti squisiti, queste pietanze buonissime, e noi ci rivediamo insomma prestissimo per presentare gli altri prodotti dell'agriturismo Il Bosco delle Querce.